Sono Piero Rosa Salva, presidente della Venice Marathon. Noi oggi abbiamo vissuto una giornata molto importante per lo sport veneto e naturalmente per quanto riguarda la nostra maratona che festeggia quest'anno 30 anni con l'edizione che si svolgerà domenica 25 ottobre. È una giornata importante perché le 4 maratone venete si sono unite in un'iniziativa promozionale promossa dalla Regione Veneto, che da sempre sostiene, contribuisce e supporta anche economicamente le maratone, gli organizzatori delle maratone venete, e in una ospitalità squisita dell'Istituto regionale delle Ville Venete, per il quale ringrazio la Presidente Giuliana Fontanella. E dietro a noi sono nate queste maratone importanti di Padova, di Treviso e di Verona e noi siamo felici che questo sia avvenuto. Flavio Pellattiero, Assindustria Sport Padova, organizzatrice della Maratona di Sant'Antonio. Questa è una giornata direi fondamentale e serve sicuramente a dimostrare che se le maratone si mettono insieme e fanno sistema potranno avere un futuro sicuramente sempre più importante. Importante per la società, importante per tutta la popolazione che trova in questo tipo di attività nell'atletica uno sport sano e che gli può dare un contributo per la salute e per la vita di tutti i giorni. Buongiorno, sono Claudio Arduini, faccio parte del comitato organizzatore di Verona Marathon Eventi. Ci ritroviamo qui questa mattina per confrontarci e per condividere idee con le altre organizzazioni delle maratone venete, quindi con Venezia, Padova e Treviso. Momento sicuramente dal punto di vista economico non facile per tutti, e quindi la possibilità di condividere idee su come proporre gli eventi, di fare sistema e di confrontarci con le altre maratone è molto importante. PC Francesco, comitato organizzatore Treviso Marathon. La Treviso Marathon si effettua il 1° di marzo con notevoli risultati non tanto nell'evento maratona ma quanto come contenitore. Questo contenitore poi aiuta molte altre società collegate, Atletica Silca e via dicendo, che sono società che si occupano poi di atletica leggera nel settore giovanile e nel settore promozionale. Si può arrivare nelle nostre località attraverso l'aeroporto di Treviso, l'aeroporto di Venezia, e si può arrivare in quelle che sono le colline di OCG e del DOC, del Prosecco. Questa può essere un modo come un altro, e qui lo dimostro nella giornata di oggi, di fare sinergia, di fare gruppo per portare il turismo non solo nelle città d'arte ma anche nelle città e nelle province minori per quanto riguarda l'aspetto architettonico, ma notevole per l'aspetto naturalistico e del paesaggistico. Penso che l'iniziativa sia un'iniziativa lodevole, un'iniziativa che vada presa ad esempio non solo qui sul territorio veneto ma anche su tutto il territorio del nostro paese. Penso che sia arrivato il momento di mettere da parte gelosie, invidie, piccoli interessi di bottega, e che bisogna invece cercare di fare sistema. In questo modo penso che possiamo superare la sfida dello sport per quanto concerne il terzo millennio.